Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro maledetto veneziano per la 10ª lezione di Radiostesia Basic. Oggi vedremo come iniziare a metterci sotto alcune protezioni. In questo caso useremo la protezione di scudo Servan, i fratelli Servan che hanno ideato questo scudo 30-40 anni fa come minimo. Quindi prima di iniziare vi chiedo ancora di iscrivervi al canale di Degana Maledetto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Questo circuito diciamo che adesso cade proprio fagiolo perché vedo molte persone che sono sotto stress psicologico e questo circuito serve anche per queste situazioni qui molto particolari. Bene, prima di tutto mettiamo il nostro testimone qui. Voi sapete che il testimone può essere una fotografia, può essere un nome scritto, nome, cognome e data di nascita, oppure un capello, un pezzetto di unghia o un batuffolo imbevuto di saliva. Lo si mette qui e si chiede se noi possiamo utilizzare questo circuito Servan per proteggerci a livello vibrazionale. Questo circuito serve anche come scudo per alzare le difese immunitarie. Bene, e il pendolino ci dice di sì, quindi sappiamo che si può fare. Vi ricordo che questo quadrante radioestesico per la valutazione si può scaricare nel sito elcapitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook di Ildegara vostro maledetto veneziano. A questo punto questo circuito può essere usato per 10 minuti al giorno per 36, cioè ogni 36 ore, perché è molto potente. Quindi useremo un nuovo circuito, cioè un circuito che voi già conoscete, quello per l'ora, perché gli chiederemo praticamente al circuito a che ora della giornata possiamo attivarlo. Quindi useremo il quadrante radioestesico per la valutazione dell'ora e chiederemo a che ora dobbiamo attivarlo. Chiaramente si parte dalla mattina, quindi vediamo che alle 7 di mattina noi possiamo già attivare il nostro circuito difensivo, il nostro scudo difensivo Servan. Quindi sappiamo che dalle 7 alle 7 e un quarto possiamo tranquillamente inserire il nostro testimone nel circuito. Quindi togliamo e vediamo questo circuito. Questo scudo praticamente lo si trova nel canale del Maledetto Veneziano, nel sito del canale del Maledetto Veneziano, cioè il capitano.altervista.org, o nei gruppi di Facebook di Ildegara Maledetto Veneziano. Si mette qui la foto, ad esempio, si prende il pentolino e si raggruppa in modo che questo circuito a livello vibrazionale si coaguli con il testimone e lo difenda. Vedete, fate almeno 21 giri e poi lasciate. Quindi si lascia questo circuito con il testimone massimo un quarto d'ora e la protezione dura per ben 36 ore e si può fare ogni giorno e mezzo praticamente, in modo che energie congeste e a livello vibrazionale anche parassiti e quant'altro vengono allontanati. Questo è un sistema semplice che non richiede grandi impegno, basta stamparlo, metterci, ripeto, il testimone, lasciarlo per 10 ore, chiedere eventualmente al quadrante radioestesico per la valutazione dell'ora a che ora si può attivare, che è meglio, no? E poi si fa questo lavoro, si rimette il testimone, ogni 36 ore si applica lo scudo quando ci si sente un attimino sotto attacco, oppure in questi momenti sarebbe l'ideale attivarlo per essere protetto. Se si lascia troppo il soggetto dentro lo scudo potrebbe esserci un pochettino di sovraccarico di energie e quindi ci si sente un attimino sotto pressione. Bene, detto questo, il vostro maledetto vi chiede ancora, se non l'avete fatto, di iscrivervi al canale di Ildegara Maledetto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove il Telegram alle 20:30 del lunedì sera il Ildegara Maledetto Veneziano tengono un percorso esoterico gratuito. In questo periodo poi Ildegara ha iniziato un'attività di difesa a livello nazionale, facendo con un piccolo gruppo di magi o maghi in erba un muro
chiaramente vibrazionali, intorno all'Italia di protezione. Grazie cari amici e alla prossima. Ciao!